Buongiorno! 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 Lei è la mamma di Ciro? Sì, sono anche la mamma, sì, la mamma di Ciro. Sì, Che signora. dici figlio, ma che dici? Signore, io purtroppo devo dirle come stanno le cose. Come stanno? Non stanno proprio nei migliori modi, perché suo figlio non è che... Non va bene, signora, non va bene. Ma voi state dicendo? Signora, in classe disturba la classe, disturba i compagni mentre fanno i compiti, disturba la lezione, disturba le sedie, i tavoli, è proprio un distributore suo figlio, non lo so. Oh mannaggia, è tattarugo l'inizio, ma voi che state facendo? La vera verità è io devo dare anche una notizia dispiacevolmente dispiaciuta a voi. Ok. Suo figlio è stato bocciato, signora. Oh mannaggia, ma voi che state dicendo? Ma si dà Luca? Non dico che è stato bocciato, figlio te? No, quando mai cugè? No, quando che stai variando, prima è stato promosso. Tutto riesci a avuto, tutto riesci a avuto. Tu rimesso a fare stamattina. Signora, comunque questa è la situazione, io questo dovevo dirle, quindi basta così. Mi dispiace, vi farà di nuovo per la quarta volta il primo anno. No, signora Mai, devi fare qualcosa. No, signora, non vi sto capendo. No, Mai, lui ha da fare figlio mio promo, cioè facete qualche macchietta. Ma che cos'è questa macchietta? Che è questa mano così? No. Voi potete fare, facete qualcosa per figlio. Signora, ma mi state corrompendo? No, signor, allora. Signora, io non posso fare una cosa del genere. Io adesso vado dalla presidentessa e gli dico tutto, signora. Ma voi questo... Signora, non è possibile proprio, voi questa... No, non dovevate proprio dire... Si vede dai piedi! Fatto dico come? E non capisco! Che me fa? Ma non sa, sta gente è merda di nostra scuola! Signora, cosa sta succedendo lì? No, a me è scivolato il svenimento.